E la vicenda del videomapping con le svastiche sulla parete della stazione ferroviaria di Agrigento fa insorgere anche Legambiente. Daniele Grucciardo, presidente del Circolo, ha dichiarato in una nota che il fermo immagine della videoproiezione sulla facciata della stazione ferroviaria con la bardatura nazista sta facendo di Agrigento la capitale del cattivo gusto e della imprecisione storiografica. Nonostante si tratti di un passaggio relativamente breve e contestualizzato in modo negativo come simbolo della distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, che prelude alle immagini dello sbarco alleato in cui le bandiere naziste vengono sostituite da quelle a stelle e strisce. Il messaggio che è stato recepito, dice Gucciardo, è totalmente diverso e molto inquietante. Non ha importanza il fatto che probabilmente si tratta di un equivoco. Il danno d'immagine è molto rilevante. Quindi conclude: chiediamo all'ente committente di interrompere la proiezione e di provvedere a correggerne i contenuti per evitare ulteriori equivoci e raccontare meglio Agrigento durante la guerra, ammesso che questo periodo sia rilevante nel racconto della città.